Passaggio a nord-est per Papa Francesco. A annunciarlo la conferenza episcopale del Triveneto presieduta dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia, e il Grappa, quella montagna in cui 100 anni fa si combatté la prima guerra mondiale, torna a sperarci. Spera di avere ospite il pontefice durante la storica visita in Veneto. Pochissimi per ora i dettagli, anche se pare che sul tema ci sia già stato un incontro tra forze dell'ordine e vertici in materia di sicurezza in Veneto. L'appuntamento, assicurano alla Diocesi di Venezia, sarà nel 2018. E accogliamo con piacere questa visita di Papa Francesco in Veneto, la terra dei papi, come diciamo spesso, Papa Luciani e ovviamente Papa Giovanni Paolo II e poi ancora Papa Ratzinger, adesso Papa Francesco. Speriamo venga nel 2018 appunto con questa visita e magari scelga anche di trascorrere le vacanze in Veneto. Nei prossimi giorni il patriarca si recherà a Roma alla segreteria di Stato per definire i dettagli e le modalità dell'appuntamento.